stretto. Oh, c'è un babu dai! Lo facciamo passare per la scena Nina, Nanni. Ora la porta a camera tua, facciamo scialare. Com'è, sei capace? Madonna, e quanto è bello! La volesse fare pure una passiatella! A me? Non ce l'ha! Mamma, vieni quanta gente! Tutte vittime! Io vado da questa parte, buttate i confetti! Signore, che è morta la creatura? Quando muore le creature, sono tre confetti! A chi sto vostre chiasse? Zitta! Ah! Noi stiamo qua. L'incaricata dove sta? Dove fai? Ho già dato, chissà chi le capuscai, Ma la farissa l'ha voluto combinare, sa? Per forza, chi l'ha fatto lui lottato per lo lascio, sai il mio povero. Ce lo potremmo pigliare? Ma chi è sta? Cai da via! Che la cassa è strettella, chi l'ha curtacchiato? Vabbè, un casammo un po' cari. Chi è un casa? Un casa? E se uno non poggi come ti manca troppo morto, mi fai sapere. Ma mi volete fare? Ma non c'è capo! A dire che l'avevo la pisata, la misura è più larga, la misura è più larga. Sì signore, che le ha seconda taglia. L'ha pigliato per la maglia. Allora? E allora che? È stretta e lunga la cascia, hai tantissimo, non è buono, sai da cagnà. È stretta e lunga. Che è buono per Don Gennaro? Non vi mettete in cerimonie! Che lei è proprio la misura vostra, Ma mi fai una rattata, no? Ma mi permettete quando ci vengono occhiali? Ya da bre. Raffaele, Eh, i cannelli chi l'ha cattato? io, a credenza, Ma che stanno facendo? non stanno misurando con metro. Si sono fissate, sa? Allora, ci va? Ci mancano una trentina di centimetri. Mo fino a che già me ne davo tu magazzino. Mi è misurata pure. Una mietta qua, mietta. È vero. Ma sono cose che pigliasci a fare. Abbiate pazienza. Guardate, dillo per non fare fatica che un magazzino chi ha pigliato la cascia, quando fai scomodo un morso. Ma che state uscendo? Si è fatta un detto. No, io stasera mi chiudo la camera e me ne vado a da zio. Chi ce l'orma là? Allora, siete convinti? Chiama bella, mia. Tanto tu qua faccio una corsa al magazzino. Va, fammi presto, che ha il tuo cucchiere. Muovata, muovata. E sto 10 notare che non bene. Aveva venito. Come no, appuntamento era per 4,5, sono che 5 kg non si vede ancora. Pure per sapere a chi ha lasciato si sa. Come? Per spese alle serve, se non mi ha lasciato niente vorrà dire che io mi metto là, mi bacio e non mi finisco in guaiare. Ma chi sei? Ma che hanno fatto? Ma non ce l'hanno pigliati più. In un momento, compagni mi aiuta a pigliare una cascia più larga, perché quella è stretta. Oh, Gesù, mi pare una mill'anni che sopportano. Tutto l'uovo cazzo dai. Non lo so, grazie. Anzi, sta prendendo un odore, non lo so, ma è che 5. Anzi, che dici? Ma sul discorso a fama, oh. E mo se ne fa, prima che si legge il testamento, se non sto fatto non sta diventando commercio per me e per te. Ma che dici? Sì, sì. Oh, sì, perdono. Voi avete visto là? Ora voi ve ne siete accorti. Ma pare che uno pote se stessero andando a fare. E che scemo quello, adesso si aggrazia la zia in caso che lui non ha niente. Mi pare però che sta stessa graziando un poco troppo. Facci lasciare il primo cadavere. Ma era chi muore, non ha filumè. Il mo per il suo porto ne mangiano pure. Hanno apparecchiato pure la tavola in tanto me. Mi servono due testimoni per leggere il testamento, oggi no, volete venire? Come no? Andiamo, ma la pigliata. Che l'altra testimone posso fare io? Si può essere anche una testimone. Già, mi ha venuto. Grazie a sé, una per carità. Comandate, ma pure a me, Lei è venuto notare? Mo se legge il testamento. Questo è un momento decisivo. In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia, alla presenza del sottoscritto notar Girolamo Consiglio Fu Franceschi, io, Pasquale Capozzi Fun Nicola,
in piene facoltà mentali lascio. No! No, no! No! Adesso, ya Trinda, pigliate, portata qui. Vado a Milananza al luce, non mi facete parecchio, ya. Per un momento, tuo compagno mi aiuta a proprio per la cascia, se non vedi. Io mettete Trinda a che la casciata. Ma come fa? Non casato non può! Non giocava! Ma adesso ma Uè. fa ciotta una volta, sì. È stato fermo che E poi hai da capire un momento psicologico dell'individuo. Ya, ma voi siete Roma stiti, ya. Non casato non può, basti che me lo vado a torre, non mi facete parecchio, come vedete. Mannaggia! Cafa, ha lasciato tutto cosa Antonetto. Non mi dà lizie 30 lire mese Antonetto e tutto resta alle opere pie. Avete capito? Ha voluto fare una buona azione prima di morire, si presenta innanzi a Dio che la coscienza pulita, dice che la costima cancella i peccati. Carogna e merito! E spistelle stai qui. La da fonutare. Uè, venite a dare una mano, che hai solo non ce la faccio. Ma c'è una aiata là, aiata da una mano a chi, la gente pazienza. Ma solo che se ci mancava. Voi capite? Non mi ha fatto sempre male, per 70 anni seguiti. Prima di morire ho voluto fare una buona azione per un guai a me. Sopporto. Oh Raffaele, me facete voi coraggio, che ci volete fare? Hai ragione, Nanni. Hai ragione, non voglio chiacchiere. Tanto che chiacchiere. Pare non appena se ne sono chiuso tutto quanto, zerrato. E voi non gli avete appreso? E chissà, non sa la strada, sì. Ma che preso come persone e famiglia. Caffè, c'è sto notare che devo salutare. Io non saluto a nessuno. Il saluto è degli angeli. E non saluto neanche il diavolo. Il Senato Gesù, io. Moderati tempi. No, che non ho fatto molto, lo faccio io. Io un responsabile, ma che trovarlo come sto in campo. A dire che lo portai fuori in da carrozzella, con tutti che erano 3 passi di strada. Lo complimentai al caffè. A macchina non l'ho letto espressa. 70 centesimi di caffè, 6 soldi di mancia, ma rovinai una lira. E per strada ho fatto tutta la lezione, parola per parola, come mi faceva lo zio. Badate che voi avete un nipote che porta il vostro stesso cognome e che perpetuerà la vostra memoria nel benessere. A essa è da polacito, a essa e a nessuno più. E invece tutto inutile. E glielo dissi alla buonanima, ma non appena feci un cenno per perorare la vostra causa, mi rispose, voi avete fonutato e facete nudo. Sapete scrivere e scrivete, ed io ho scritto. E voi avete scritto. E state va buona, la Maronna va accompagna. Ci state guardando che ci sta tavola apparecchiata, sì? Volesse per stare a mangiare con noi pure voi, sì? A me, ma io vi faccio pazzo. Sallo buono che ti spazza la faccia. E quando mori io testamento mi tu non lo fai. Vabbè. Ah sì, allenamento, che non è morto nessuno. Raffaele, addirittura. E carnevale nessuno era, né per me né per voi. Se c'era qualche cosa non ce la stava a panare. Ma Caisto non ci sta più a vestire che li soldi, che io non ho giustato dovere bene, verità venne bene pure. E già, ma quello ha lasciato tutto alle opere pie.
È più più me. Mi sono uno piezzo di pia, a capo per. A me mi avevano chiamato Pio. Ma nisso teneva questa attenzione, avevo coraggio e mo dice non faccio. Ne poi guarda che qua non ci esce niente. Invece tu vedi che hai vago, vengo. Anticipi spese, faccio nottati, chiagna, perché io aiuto agnuto. E te ne vai a così, senza lasciarmi nemmeno rubare il libro di CD a un pacchetto di sigarette. Ma così si muore. Ah, io te vengo imparato a morire. E che c'entro io? Raffaele, a donna Filomena non l'avesse mai invitato a mangiare con noi per una certa convenienza. Ci sta facendo cucinare robe, capito? Ci stanno a chiudere che le mie si pesce, mi date a chi volete. Donna Filomena, Brigitte, se non tenete per offesa, dopo voi a unite capiccerello, ma assettate e vi mangiate un po' di pesce con noi. grazie, ma perché tanto fastidio? Ah, io non tengo genio mangiare la